Con l'approvazione della PAC, la politica agricola comunitaria, le 220.000 imprese agricole siciliane riceveranno circa 605 milioni di euro l'anno, per un totale di 4 miliardi 200 milioni di euro in 7 anni. A partire dal 2014 fino al 2020 il governo dovrà avviare un confronto importante con le regioni e con le organizzazioni sindacali e professionali per rendere accessibili gli effetti di una riforma che impegna uno stanziamento complessivo per 7 anni di 52 miliardi di euro. In sostanza 27 miliardi andranno ai pagamenti diretti, 4 miliardi destinati per le OCM vino e frutta, 21 miliardi di euro per lo sviluppo rurale. I dati sono emersi nel corso del quinto congresso regionale delle ACLI Terra Sicilia, dal nome La Terra alimenta il futuro, risorse e valori di un mondo rurale che cambia, svoltosi a Palermo. Un particolare sostegno economico destinato ad incentivare l'accesso ai giovani nel comparto agricolo. Il mondo agricolo, afferma Nicola Perricone, presidente di ACLI Terra Sicilia, chiede con forza un maggiore riconoscimento perché svolge il ruolo di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e delle biodiversità. ACLI Terra si impegna in un nuovo percorso di sviluppo di un impegno dei giovani in agricoltura attraverso una proposta che riguarda l'Agenzia regionale delle terre, un'azione importante, un censimento di tutti i terreni e beni demaniali che sono presenti in Sicilia, un mando per dare la possibilità ai giovani di creare impresa. E questa è una delle iniziative importanti che porterà avanti ACLI Terra Sicilia nell'ambito anche di uno sviluppo territoriale dei fondi del piano della PAC, fondi importanti per la Sicilia, fondi che appunto devono essere utilizzati al meglio. In provincia di Agrigento assistiamo alla presenza sia di imprese agroalimentari importanti che sono presenti sul territorio, ma anche a un insieme di aziende piccole e medie che hanno bisogno di maggiore tutela e valorizzazione. Noi siamo convinti che si può realizzare uno sviluppo del territorio attraverso anche lo sviluppo rurale delle comunità, attraverso un binomio tra agricoltura e turismo, attraverso l'utilizzazione e la tipicizzazione e la valorizzazione dei prodotti tipici di qualità. E lo facciamo partendo da una regione come questa che ha tutti gli elementi, le qualità, le possibilità per raccontare all'intera Italia l'idea di uno sviluppo nuovo dell'agricoltura a cui pensiamo. In qualsiasi ipotesi di rilancio dell'economia di questo Paese l'agricoltura diventa fondamentale, sia perché incide sulla qualità della vita, perché mette in discussione modi di consumare, stili anche dell'abitare. La tragedia della Sardegna, quello che sta capitando anche in Calabria, ci insegnano che l'agricoltura è fondamentale per proteggere anche i territori, per assicurare una manutenzione molto spesso non remunerata ma fondamentale, e che meglio dei contadini nessuno può assicurare. Noi dobbiamo costituire, avete già fatto questo? No. Allora,